È il 17 luglio 2017. Il sole splende alto nel cielo blu e l'umore è ottimo. Io e Maria abbiamo organizzato una giornata speciale per i parenti Mestrini e Luciana, la nostra cara amica. Da Mestre sono arrivati Gino e Rita, Piero e Bruna e Sandra. Obiettivo? Escursione in laguna di Marano, breve uscita in mare di Rimpetto a Lignano, visita e sosta prolungata nell'isola dei Casoni della Oasi avifaunistica posta alle foci del fiume Stella. Luciana ci aspetta all'imbarco. Va bene, tutto ok? Sì. Capitano della motonave Nuovo Saturno è Adriano Zentilin, nipote di Capitan Geremia, che accoglie e dà il benvenuto al nutrito gruppo di escursionisti provenienti da ogni dove, che inconsapevoli ci affiancheranno in questa giornata tutta dedicata al sole, al mare e alla natura. Sopra sotto dove volete. Ciao. L'interno della motonave è comodo e accogliente. Il servizio a bordo si rivela da subito ottimo e abbondante e il panorama lagunare e il buon vino apre l'animo al buon umore. Scendendo il canale di Marano che porta in mare attraverso il porto di Lignano, Capitan Adriano illustra ai presenti le bellezze della laguna accarezzata dalle onde. Quella struttura a sinistra sono dei biologi, fanno l'allevamento delle bombole veraci, lì riescono a riprodurle in laboratorio e dopo vanno a seminarle in laguna. C'è proprio un centro di ricerca meravigliosa, l'acquacultura maranese. Indica Lignano con le sue belle spiagge, i suoi palazzi e le vaste diversità lagunari sopravvenute nel tempo. Si vede bene come qua ci sia la crisi nascosta. Attraverso la laguna, da una foce del fiume Stella, entriamo nel delta della oasi avifaunistica. Il panorama fluviale è cosparso di vastissimi canneti, i più vasti d'Italia. Il capitano Adriano illustra il paesaggio fluviale costellato di barche, pescatori e reti. Ciao Livio, ciao caro, ciao, andiamo avanti con lavoro. Ciao Livio, ciao caro, domande sera, siamo domande sera e anche a Samosera. Domande sera, bene. Grazie Livio, bravissimo, ciao. Presto i caneti lasciano spazio all'incredibile e meravigliosa visione di un villaggio formato da innumerevoli casoni, abitazioni costruite con le canne su altrettante isole immerse nella laguna. Facciamo il giro a diverse scene perché questo luogo si porta indietro un'epoca del 1600-1700, no? Vediamo se vengono a darci buongiorno. Ciao, adesso ci passo, dai. Un tempo ormai lontano i casoni, già dimora dei pescatori maranesi, poi abbandonati con l'avvento dei motori, ora sono stati rifatti e adattati a luogo di svago. E noi turisti della domenica, consapevoli di questa occasione,
Ne approfittiamo per goderli appieno. Grazie a Capitan Adriano scendiamo nell'isolotto in cui si erge magnifico, attraente e pittoresco il suo enorme casone. Adattato alla ricezione per diverse persone, l'isolotto è dotato di tutti i comfort. Allora, vedi? Io Poi tavoli e panche immersi tra il verde dei tamerici. Sì, perché che finito l'acqua. Anche i bagni sono del tutto pregevoli. Appartato c'è anche un piccolo museo, colmo di fotografie e di reperti lagunari. Le mie braccia e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te, sapore di te. Potevamo stupire. L'interno del casone è vasto e confortevole, adatto per accogliere decine di persone. Un incanto. Adatta però. Adatta. Dopo un breve periodo di relax e di una pregevole profumata spaghettata, l'arte musical canora di Capitan Adriano ha reso i turisti soddisfatti. E ammisti i guai, e ammisti i due guai, e alla sera con te, e ciribiribi non mai è fiesta, non si lavora, si passa l'ore a fare l'amore, non mai è fiesta. Sono un'onda calma e lisiera, se spezza Maran. Paese mio, te vanti una storia e secoli di gloria che so scordarà. Una grande piazza, un lungo campanile, e calli, vicoli e piazzette, tante calette, le parla di te. Barche, basae, danzò, in un mare pien de color, che le fa venire la voglia de canta sempre un'allegra canzone. Ma la sera sale al cielo una preghiera che la parti dal cuore alla stella del mare del pescatore. Quando a notte
anche se consapevoli dell'imminente reimbarco in vista del programmato rientro in porto a Marano. È quasi sera. La giornata è passata bellissima, in un lampo. Poi tutti a casa. L'indomani ci è arrivata la notizia che il nostro casone, quello che abbiamo goduto durante la nostra gita, è stato bruciato, sicuramente da gente senza scrupoli, durante la notte di quello stesso giorno. Noi siamo stati gli ultimi a vederlo così, grande, bello, confortevole, accogliente. Ci dispiace immensamente. Siamo sicuri che Capitan Adriano lo ricostruirà ancora più grande, ancora più bello e accogliente. Tanti auguri, Adriano, e un arrivederci alla prossima escursione tra le meraviglie della laguna di Marano e dei suoi casoni.